A Padova, intanto, il sindaco Sergio Giordani ha consegnato il sigillo della città al professor Andrea Crisanti, diventato per la scienza internazionale una sorta di faro per i suoi studi in Veneto sul coronavirus in piena pandemia. Ivana Godnik. Io la dedico a tutti quelli che hanno lavorato nella mia unità e la dedico in qualche modo a tutte le persone che ho ringraziato, sicuramente la dedico ai colleghi dell'azienda ospedaliera, la dedico ai cittadini di Vo e la dedico alla mia famiglia. Timido e riservato anche nel giorno in cui un'intera città, Padova, vuole omaggiarne la lungimiranza e l'intuizione. Il professore Andrea Crisanti, virologo di fama internazionale, quasi eroe in Veneto, che anche grazie alla sua perspicacia nel momento peggiore è riuscito a cavarsela meglio di altri. La consegna del sigillo nell'era del coronavirus avviene in una sala Paladin blindata, presenti le autorità, la stampa fuori, a seguire la diretta su Facebook, quasi una beffa, visto che il professor Crisanti ha sempre ribadito di essere assolutamente lontano da qualsiasi strumento social. In questa giornata per lui felice, si dice comunque preoccupato. È un momento importante, quindi la preoccupazione deriva più che altro dalla consapevolezza che se determinati comportamenti non continuano e se si allenta la tensione tutto quello che abbiamo fatto viene dissipato. Ecco, questa è la preoccupazione. Il pericolo non è ancora passato perché ci sono ancora molti casi e quindi fortunatamente pochi da noi, ma tanti in Italia ancora, e col movimento sicuramente c'è la possibilità che ci sia ancora qualche contagio.